la mia casa è Piazza Grande. Centrare pentru Fabregas, mingea trece paralel cu linia porții. A fost o banană aruncată din tribună. Dani Alves a mâncat din acea banană. Extraordinar moment. A volte un gesto distinto può lanciare un messaggio fortissimo e cambiare prospettiva alle cose. Con la forza dell'ironia puoi distruggere il tuo nemico e dimostrargli quanto stupido sia il suo gesto. Questo lo ha capito benissimo Dani Alves, laterale del Barcellona, che con un gesto ha segnato il gol più bello contro il razzismo. Ma il razzismo esiste ancora? E le razze esistono? Vai! Se ti do questa che fai? La mangio. Vediamo. Banana till the morning come. Hai visto che ha fatto? Ha mangiato. Ragazzi, ma il razzismo esiste ancora? Ma per certe persone che pensano che ci siano razze per lo più nei uomini, sono che ad esempio io sia diverso da lui perché io appartengo a un'altra razza e magari la razza sua dice che io sono inferiore. E ora vi mostro la superiorità della razza palermitana. Me lo tieni? Sì. Bu! 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 A beautiful bunch, a ripe banana. Ti faccio bu! Se io ti faccio bu! Uno. Io le do la banana, lei che fa? Mela! Non è mela, è banana. Mela? Banana, no mela. Secondo lei gli extracomunitari sono comunitari? Dipende. Da cosa? È una domanda un po' ambigua questa. Può ripetere di nuovo la domanda? Secondo lei gli extracomunitari sono comunitari? Comunitari sono. Che differenza c'è tra razza italiana e razza etiope? Gli italiani siamo i migliori, Perché? perché siamo particolari in tutto quello che facciamo. Mi dici una di queste particolarità? La cosa più importante, cioè più particolare che abbiamo, è che anche se moriamo di fame ce ne fottiamo. Mela! I rumeni fanno parte della comunità europea o no? No. Noi siamo comunitari o extracomunitari? Comunitari. I francesi sono comunitari o extracomunitari? Extra. I rumeni sono comunitari o extracomunitari? Gli inglesi sono comunitari o extracomunitari? Extra. La Cina è comunitaria? No. Sì. Sì. Mela! Ti senti più comunitario o extracomunitario? Comunitario. Di dove sei? A Ballarò. E quindi noi facciamo parte della comunità di Ballarò. Secondo te la comunità di Ballarò fa parte della comunità europea? Ballarò. E poi Ballarò. La differenza tra comunitari ed extracomunitari? Comunitari secondo me è lo stesso paese, no? Ed extracomunitari che sono fuori paese. Mela! Secondo lei gli inglesi sono comunitari o extracomunitari? No, comunitari, nel suo paese. I francesi sono comunitari o extracomunitari? No, lo stesso cosa. I rumeni sono extracomunitari? Sì. Ma in Marocco siete umani? Sì. Che cosa? Ma se vuoi rispondere, rispondi quando ti faccio la domanda a te. Io di Palermo sono, palermitano, mi faccio palermitano. Ma tu quanto ti senti europeo? In che senso? Faccio tutte le Ma Palermo fa parte della comunità europea? No. Mela! Più italiano o più africano? Italiano. Lei si sente più italiano e meno africano? Certo, italiano, come africano. Sono italiano, mi sento italiano. Hanno scoperto che geologicamente la Sicilia era una parte dell'Africa che nell'arco degli anni si è staccata ed è venuta su. È venuta su. Sì, infatti gli africani ogni volta vengono qua in Sicilia. Perché si sentono italiani. Ma secondo lei i palermitani hanno avuto dominazione araba? Araba. Abbiamo avuto dominazione araba? No. Abbiamo delle culture diverse, però fino in fondo stiamo andando
Cioè, fisicamente è buono. Mela. Ma Villa Abate secondo te è in Europa? No. Palermo fa parte della comunità europea? Sì. Perché? Oh, perché? Perché... La Spagna fa parte dell'Europa? No. L'Albania fa parte dell'Europa? No. La Romania fa parte dell'Europa? No. Mela. L'Inghilterra fa parte dell'Europa? No. L'Italia è in Europa? Sì, certo. La Francia? Sì. La Romania? No. La Romania fa parte della comunità europea? Sì. La Bulgaria? No. La Tunisia è in Europa? No. Voi sapete che noi facciamo parte della comunità europea? Non siamo così ignoranti, quindi è ovvio che lo sappiamo. Mela. Tu ti senti comunitario o extracomunitario? Diciamo. L'Inghilterra c'ha l'euro? Sì. Lei. Sicuro? No, non ce l'ha. Cosa c'ha? È il Maria. Il Maria. No. Me lo dica lei. La Ster? La stellina. Quindi l'Inghilterra c'ha l'euro? No. Cosa c'ha? Stellina. La stellina. La stellina. La stellina o la sterlina? Stellina. Stellina. Mela. Ma in Europa che moneta si utilizza? L'euro. No. E in Francia? Boh. E in Inghilterra? I dollari. Che vuol dire essere extracomunitario? Senti meglio. Ascoltate, perché ne hai portato un fumo doc. Una buona serata a tutti. Mela. Tu artisticamente ti senti più un imitatore o un presentatore? Meditatore. Sapresti imitare Pippo Baudo? No. Chi sapresti imitare tu? Io solo, mi intento. Ok, fammi un'imitazione di te stesso. Imitati. Fammi un'imitazione di te stesso quando mangi. Fammi un'imitazione di te stesso mentre ti fai la barba. Mela. Siamo tutti uguali? Sì, siamo tutti uguali, perché non ci sono differenze tra un rumeno e un italiano. Anche coi cinesi? Sì. Quindi noi stiamo dicendo che Italia, Marocco, Tunisia, Spagna, Inghilterra, tutti hanno braccia, tutti hanno gambe, tutti hanno testa, tutti hanno occhi. Giusto. Sì, giusto, sì. Per me è pure giusto, come senza mani, senza braccia, senza testa. Che mi avevano sempre detto Marocco diverso. Ma qualche cosa è inutile, perché onestamente per noi non c'è differenza. La razza superiore qual è? Non c'è una razza superiore, siamo tutti uguali. Non c'è una razza superiore. No? No. Perché? Tutti siamo uguali, stessi diritti, stesse intelligenze. Secondo lei c'è differenza tra noi e gli africani? No, perché Dio è uno, è uguale per tutti. Differenza di razze? Ci sono razze diverse? No, siamo tutti uguali, siamo tutti, è la legge uguale per tutti. Che differenza c'è tra comunitari ed extracomunitari? Non c'è nessuna differenza perché sono sempre esseri umani, tutti a pari modo. Io sono del Marocco. Ma in Marocco siete umani come negli altri posti dell'Europa? Sì, però ci sono differenti problemi, la quale magari non lo so, quelli che fanno i scippi, quelli che stuprano, quelli che rubano, ma in quali paesi non si trovano queste persone? Anche voi in Marocco siete esseri umani? Sì. Ma proprio al 100%? Sì, abbiamo braccia, gambe, testa, occhi, capelli, sempre per il modo degli italiani, rumeni, magari cecoslovacchi e altri. Uguale tutti siamo per me. Anche il mio amico, che lui è un extracomunitario, è un grande fratello. Buon appetito ragazzi. Mela. Ma a che cosa serve questa cosa messa nel microfono? Va? Se tu gli vai con la banana, Tu dici che loro si possono... onestamente, si seddiano poi. Io sto utilizzando la banana perché è un metodo naturale per non fare scaricare la batteria. Ah, ho capito. Pensavo... Ma io Queste sono guardavo... le biotecnologie. Ah, questo non lo sapevo. Non hai mai sentito parlare di biotecnologia? No, questo non lo sapevo. Comunque lo farò pure io quando c'ho il telefonino. Col telefonino, se tu tieni la banana attaccata al telefono, il telefono si scarica meno, perché c'è un passaggio naturale di potassio al litio. Ho capito. Comunque lo farò pure io quando c'ho il telefonino
Ti faceva impressione sta banana mi faceva- attaccata? Perché non sapevi della biocompatibilità tra il potassio e il litio. Provala. Non me, ok. E la mia casa è Piazza Grande.